Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi venerdì 4 novembre. Lunedì scorso un appartamento in Piazza Italia. Il furto è avvenuto nell'orario tra le 15 e le 20 della sera. Bottino circa 4.000 euro. I ladri hanno quindi agito praticamente di giorno, in una zona centrale e non certo in periferia. Giovedì sera, ore 18.45, ancora un furto, ancora una volta a Borgo San Giovanni. Due persone sono state notate arrampicarsi al primo piano di un condominio di via Don Mizzoni. Preciso che sembravano gatti. Hanno scavalcato il cancello d'entrata come fosse un semplice muretto. Riferisce la persona che li ha visti scappare e che ha avvisato i carabinieri. I due si sono allontanati su un Audi A4 nera station wagon dove li attendeva un complice. Purtroppo non è stata rilevata la targa. Confermato il colpo, tagliata la cassaforte, sembra che il furto ammonti a circa 30.000 euro di valori vari. Sempre giovedì alle ore 13.45 è stata rubata una bici elettrica marca Graziella XP in via Pegaso. La bici era assicurata con una catena, i ladri l'hanno presa e caricata su un'auto di colore scuro e sono stati visti allontanarsi con il baule aperto. È assolutamente importante prendere nota delle targhe e segnalare alle forze dell'ordine soggetti o attività diverse dal solito. Quando SST ha pubblicato l'avviso con relativa ordinanza della Polizia Locale della chiusura del ponte girevole negli orari dall'1 alle 4 di notte di venerdì 4 novembre, causa lavori, a più di qualche pescatore è venuto il dubbio. Ma questi lo sanno che è previsto molto maltempo? Come faranno a lavorare con pioggia e vento? Qualcuno ha anche ironizzato che la direzione dei lavori non avesse pensato alle previsioni meteo. Invece era tutto previsto. Da aprile scorso gli uffici lavori pubblici e l'azienda Politec Oleodinamica di Sant'Angelo di Piove hanno ideato e progettato un sistema che consenta di poter controllare, movimentare ed eventualmente risolvere eventuali problemi anche da remoto, continuando ad avere in continuo monitoraggio la struttura del ponte di San Domenico. Sono stati adeguati i sistemi meccanici a cremagliera e cambiata la centralina. Il ponte girevole potrà essere comandato e gestito dalle centrali di controllo nello stesso modo in cui vengono gestiti il Mose e il Baby Mose, da remoto. L'intervento notturno della notte appena trascorsa è servito per fare una serie di controlli digitali in modo da poterlo sbloccare direttamente in caso di problemi. Qualcuno ricorderà quel pescatore imbecille che mesi fa aveva aggredito il manovratore di SST perché non aveva potuto aprire il ponte e consentire il passaggio dei peschereggi. Ci viene un dubbio. Con il controllo da remoto sarà difficile rintracciare il manovratore. Sono stati impegnati 35 militari e 4 motovedette nell'operazione Fenice, svolta dalla Guardia Costiera del Veneto sotto il coordinamento del nono centro regionale di controllo area pesca della Direzione Marittima del Veneto. Obiettivo: il contrasto alla pesca illegale o perché svolta da operatori non autorizzati o in aree vietate o durante periodi di divieto. Controllata tutta la filiera facendo attenzione alla tracciabilità del prodotto ittico e al rispetto della HCCP.
Le ispezioni sono state condotte in mare e da remoto e hanno dato la possibilità di individuare pescherecci a strascico e volanti sotto le 6 miglia nel periodo in cui era vietato per la salvaguardia dello stock, un motopeschereccio transitante dove era vietato e numerose imbarcazioni a strascico e vongolare che avevano compilato in modo non corretto il giornale di pesca. In alcuni ristoranti le ispezioni hanno permesso di rilevare la mancanza della corretta etichettatura e quindi la mancanza di tracciabilità. In altri casi la non applicazione delle procedure dell'HACCP. In questi casi la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e avviata alla distruzione. Norme igienico-sanitarie violate e mancanza di etichettatura anche in un supermercato a cui è stato sospeso l'esercizio. Nel corso di 66 controlli l'operazione Fenice ha permesso di sequestrare circa 2 tonnellate di prodotto ittico e di elevare sanzioni amministrative per un totale di 51.500 euro. Grazie ai controlli effettuati, la Guardia Costiera tutela il consumatore finale e le risorse. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia. Secondo argomento della sesta commissione consiliare che si è tenuta ieri, lo smantellamento del deposito GPL, commissione richiesta dall'opposizione l'8 agosto scorso in vista della relazione che dovrà essere presentata all'UNESCO riportante segnali documentati sulla volontà dell'amministrazione di far smantellare l'impianto GPL in Punta Colombi a Val d'Ario. Il presidente del comitato No GPL Gianni Mario ha lamentato un disinteresse per il tema da parte dell'amministrazione comunale. Il timore che ha portato alla luce il presidente del comitato è che in questo momento di crisi energetica un impianto di GPL già quasi bello che pronto possa tentare qualcuno di portarlo a termine e metterlo in funzione, nonostante gli impedimenti legali che sarebbe facile, secondo Gianni, bypassare. Il termine imposto dall'UNESCO 8 dicembre per illustrare le intenzioni sullo smantellamento con prove concrete è alle porte. Mancano pochissimi giorni e secondo l'opposizione né il comitato né la città sanno quali siano le vere intenzioni delle amministrazioni, quali siano le azioni già fatte. Una botta risposta a quella tra il sindaco Armelao e il presidente del comitato, quest'ultimo messo alle strette sul dover ammettere che la proprietà di quel terreno è per l'80% del demanio e del 20% in capo a privati. Non c'è la competenza del comune in quell'area e ciò che ne verrà fatto dovrà essere deciso con il parere dell'autorità portuale, la quale ha tutto l'interesse, come l'amministrazione, a smantellare il deposito. In questo momento è tutto in stand-by, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato sulla quota di indennizzo. A rafforzare il timore che qualcuno possa decidere di cambiare la legge e fare in modo che l'impianto si possa attivare è proprio il parere dell'UNESCO, la possibilità che, non rispettando le richieste fatte, alla Laguna Veneta venga tolta la tutela in quanto patrimonio, condizione sine qua non perché la legge che vieta l'impianto abbia validità. Il sindaco ha ribadito che sta parlando con tutte le parti in causa, ma che fino a quando non vengono fatti progressi non ritiene utile condividere i risultati degli incontri. D'altronde non si sa ancora quale sia l'interesse dell'autorità portuale per l'area di competenza, come non sia ancora a conoscenza cosa voglia fare Socogas nel suo terreno, l'area di sua proprietà, in cui non sarebbe comunque obbligato a fare nulla a meno che non intervenga la volontà di effettuare un esproprio. Ambiente e decoro urbano, il primo tema della sesta commissione consiliare, quello che si è discusso ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore al verde Serena De Perini e del dirigente Nazareno Gradara.
proposto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dal consigliere Marco Veronese come secondo firmatario. Il motivo che ha spinto l'opposizione a richiedere la discussione è stata la serie di lamentele riguardanti le aree verdi del territorio per le quali non si è vista mettere in atto la giusta attenzione. Ciò che ha esposto il dirigente ha mostrato una situazione molto preoccupante, con aumenti di prezzi esorbitanti in vista di un nuovo appalto, in quanto quello vecchio ormai è scaduto. Si parla di aumenti che vanno dal 40 al 50% a fronte della mancanza di risorse economiche e di personale. Il territorio è vasto, già solo lo sfalcio dell'erba indesiderata a bordo strada mette in atto un intervento consistente, anche a causa del cambiamento climatico che rende necessari almeno 6 interventi durante l'anno, anziché i 3 o 4 che si potevano effettuare fino a qualche anno fa. In questo momento e con le risorse in possesso, il Comune non riesce a programmare un intervento di riqualifica, ma solo manutenzione ordinaria, quali le potature minimali. Non è possibile ora riqualificare il patrimonio arboreo che necessiterebbe di piante nuove. È per questo motivo che se un albero viene abbattuto non può essere sostituito, neppure quelli che vengono sradicati dai maltempi che si abbattono violenti e che ogni volta si portano via qualche esemplare, anche storico e apparentemente sano. 3.200 piante sono state donate, piantate e tuttora monitorate, stanno quasi tutte crescendo, ma ad altrettante il Comune ha dovuto dire di no, impossibilitato com'è a dare loro le giuste attenzioni. Il Comune, per quanto riguarda il verde, ha bisogno d'aiuto e sta cercando di dare in affido rotonde a qualche privato, azienda, associazione, comitato o impresa che voglia renderle e mantenerle belle. L'idea potrebbe estendersi a quartieri, ad aiuole o ad altre zone ben definite. Questo alleggerirebbe il carico di lavoro al Comune, dando la possibilità di indirizzare le risorse agli interventi effettivamente necessari, riuscendo con la collaborazione della cittadinanza a mantenere pulito e gradevole il verde. La bellezza del paesaggio è una risorsa a livello turistico e andrebbe tutelata anche curando maggiormente i parchi e i giardini. Un quadro drammatico, quello dipinto da Gradara, che scherzando ha detto di chiamarsi Nazareno, ma di non riuscire ancora a fare i miracoli. L'intervento di Alessandra Penzo ha portato l'attenzione sul prossimo bando, che dovrebbe coprire anche le frazioni e che dovrebbe essere già integrato nel prossimo bilancio. Andrebbero anche maggiormente chiarite le competenze e definire quali interventi spettino agli uffici del verde, quali all'ambiente e quali ai lavori pubblici. Una parte dei fondi derivanti dalla tassa di soggiorno vengono convogliati negli interventi al verde, probabilmente potrebbe essere incrementata. Comunque, al termine della discussione è intervenuto il sindaco Mauro Armelao, il quale ha ricordato che la città metropolitana di Venezia ha destinato a suo tempo oltre 5.200.000 euro a Chioggia, che l'amministrazione ha destinato alla rivalutazione di parchi pubblici, giardini, spazi verdi e giardini delle scuole. Nazareno Gradara è un pilastro fondamentale dell'ufficio ambiente, ma non è l'unico dipendente dell'ufficio ambiente. L'ambiente è composto da 4 dipendenti, al momento da un paio di settimane, bisogna dire siamo in estrema difficoltà perché per motivi di salute mancano 2 dipendenti che anzi auguriamo possano tornare assolutamente presto operativi. Ecco, facciamo anche un augurio e un bocca al lupo. Quindi è vero che al momento, ma è una cosa di poche settimane, ok? Quindi su questo ci tenevo assolutamente a fare chiarezza. Sarò veramente breve, appunto per lasciare spazio al secondo punto. Lo sforzo di cui si parla è ovvio, no? Cioè, noi stiamo cercando adesso di fare il massimo sforzo perché quel 30-40% in più deve esserci. Quindi noi ci stiamo veramente impegnando perché è fondamentale che ci debba essere quella copertura che al momento ci manca. Cioè, è in questo che noi come amministrazione ci stiamo impegnando e mi dispiace sentire dire che viene considerato l'ultimo tassello, assolutamente no, proprio per i motivi che lei consigliera ha detto prima, non diciamolo, non è vero. No, l'ho capito, no, infatti non è un attacco mio, è proprio, vediamola in maniera proprio costruttiva.
mi è stato chiesto dell'agronomo. Allora, l'azienda alla quale noi ci appaltiamo adesso mette a disposizione un agronomo, però io vorrei esaltare la figura che noi abbiamo. Noi abbiamo un ingegnere ambientale per l'ufficio ambiente, quindi assolutamente una figura professionale con, diciamo, delle caratteristiche idonee. Gloria Vendramini, la dottoressa Gloria Vendramini. Campagna di sensibilizzazione, assolutamente, per adottare gli spazi verdi. Questa è un'idea alla quale io ci sto già lavorando, perché all'articolo 17 del nostro regolamento di verde pubblico appunto si dice come si può affidare a terzi, privati, associazioni comunque una parte di verde pubblico. E qui arriva appunto la sensibilizzazione, perché comunque è pubblico il verde, è di tutti, che cominciano a non buttare la cartaccia, ma ad avere anche cura della propria area privata. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20. Allora, siamo alla CAM, c'è un'offerta eccezionale, ci sono questi gamberoni argentini o atlantici che vengono 11 euro al chilo, praticamente la scatola è di 2 kg, 22 euro. L'offerta vale fino al 31 dicembre, tra l'altro chi lo compra non è che deve spolgerare tutti, ne può prendere anche una alla volta, sono bellissimi, sono selvatici, quindi non è che sono allevati, che ci siano cose strane, antibiotici o del genere, quindi è un prodotto ottimo, pieno di proteine, salubre e anche a un prezzo eccezionale, perché a questo prezzo non credo che lo trovate da altre parti. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 4 novembre, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.